Siamo in compagnia di Teresa Messora, giocatrice del Valdagno, 9-0 contro l'Hockey Club Emilia. Teresa, che prestazione è stata per voi? 3 punti che vi hanno avvicinato ulteriormente al Trissino in seconda posizione. Sì, siamo entrati fin da subito volendo prestare e fare gol. Infatti nei primi minuti siamo riusciti ad andare a segno e questo è stato importante perché diciamo che ha segnato subito la partita. Teresa, la tua stagione fino a questo momento ti stai confermando un importante punto di riferimento per il Valdagno dopo un'estate secondo me molto positiva con i colori azzurri, prima nell'Under 17 poi con la nazionale senior in Portogallo. Come stai vivendo questa stagione in maglia Valdagno? Beh, allora ho avuto un momento di pausa perché ho avuto un infortunio, ho avuto una distorsione, però questa stagione sta andando abbastanza bene, cerco sempre di migliorare e fare del mio meglio. Che cosa ti aspetti dalla post-season? Ovviamente Valdagno finirà la stagione nelle prime 3, da definire a 50 minuti dalla conclusione, proprio il piazzamento finale, però è chiaro che comunque siete nelle prime 4 del campionato, vi giocherete la semifinale. Sarà interessante proprio vedere anche e pensare anche proprio come affronterete queste semifinali. Beh, noi faremo del nostro meglio, ci stiamo allenando settimana per settimana e ci impegniamo e quindi andiamo là convinte e faremo il nostro. Grazie a Teresa Messora e in bocca al lupo per il proseguimento della stagione al Valdagno. Grazie mille, ciao a tutti.